È stata pubblicata la manifestazione di interesse per la gestione dell'informazione, accoglienza e promozione turistica della città di Belluno. Questo è un passo importante per l'amministrazione perché questo bando è un po' diverso dai precedenti. Ci sono diverse novità. La principale è quella che la gestione dell'ufficio turistico in Piazza Duomo e dell'Infopoint in Nevegal sarà affidata in modo congiunto, quindi ci sarà un unico gestore e questo è proprio per legare ancora di più il Nevegal alla città. Belluno è la città del Colle e il Nevegal è la montagna di Belluno. Noi lo sappiamo, ma abbiamo voluto ribadire con forza anche all'esterno questo messaggio. L'altra novità importante sarà l'ampliamento degli orari di apertura che richiediamo al gestore. L'ufficio in Piazza Duomo, come è giusto che sia per un capoluogo, sarà aperto tutti i giorni d'estate e avrà un solo giorno di riposo nei mesi invernali, e per quanto riguarda il Nevegal ci sarà un'apertura tutti i giorni in alta stagione e durante i weekend in mezza stagione, diciamo, quindi nei periodi di minore affluenza, e questo è sicuramente un cambiamento molto significativo rispetto agli anni passati. L'altra novità è che al gestore non vengono richieste le solite attività di accoglienza al turista, ma anche una serie di attività di back office, come la produzione di materiale promozionale che concorderemo con il Comune, che detterà chiaramente le linee strategiche, la gestione del sito web, il portale turistico Adorable Belluno e i relativi canali social, abbiamo aggiunto quest'anno anche una serie di appuntamenti fieristici al quale il gestore dovrà partecipare per promuovere la città, e questo è proprio per passare dalla fase di semplice accoglienza e informazione per i turisti che già si trovano qui, e passare invece alla fase in cui andiamo in qualche modo ad attrarre nuovi possibili visitatori.